Sì, oggi tramonto di fuoco perché davvero non se ne può più. Spero che questo sole subito vada dietro questa montagna e se ne va, si nasconde così la finisce perlomeno. Ci rinvestiamo ma un pochino, spero, ma non di più. Non dico che deve fare freddo, però se va dietro a questa montagna, ragazzi, finalmente finisce questa giornata perché davvero non se ne può più. Proprio fuoco dappertutto qua. Il mare si vede giusto un poco, ma niente di più. Ciao Marcella, ho ripreso il sole così, ho detto speriamo che tramonta presto questa cosa così. Può darsi che l'aria si rinfresca un poco e quindi sta quasi per andarsene via. Speriamo bene. Non dico che si abbassa giusto di un pochino perché qua oggi 38 gradi, stiamo quasi bollendo. Proprio solo a tutta forza. Beata te. Ogni volta la pioggia, qua abbiamo dimenticato. Proprio la nuvola, guarda, proprio, non ce ne stanno proprio nuvole, zero. No, le Marie, stesso, guardate qua, io dove giro col cellulare, no? A parte questa cosa, che spero che se ne vada dietro questa montagna subito, così finisce sto calore. Non dico che finisce proprio, però si calma un po', perché fino a mo' ha martellato proprio di continuo. Sì, sì. Il mare sta qua, si vede giusto perché ci sta un po' di condensa e quindi non si vede bene. Posso fare anche, eccolo qua l'ingrandimento. Ci sta questa tipo K, c'ha una tasta, quindi non si riesce a vedere bene il blu blu, quindi perché ci sta come una condensa. Ma tu sta perché da te forse, avvocato, qua no. Manda un po' di pioggia a capo, avvocato, perché qua davvero non se ne può più. Questa cosa qua, sto sole non se ne vuole andare via. Ma giusto un poco, giusto per rinfrescarsi. Sole oh, a tutta forza. Dovunque mi giro col cellulare ci sta il sole, non ci stanno santi, giù, sopra. Io sto aspettando tanto che questo si nasconde dietro. Allora, Alessandro, a sud per ora no. Ho provato a controllare tutti i metri, ti giuro, ho fatto tutto il giro del mondo, si può dire. Pure qua andò stamattina 38 gradi. A nord arriva questa tempesta domani e quindi si rinfrescherà diciamo, la zona del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, diciamo il Veneto, Lombardia, Piemonte, ma qua no ragazzi, ragazzi non ci stanno santi. Quindi ragazzi, certo sempre continua, la marcella falsa. E i fiat proprio. Quindi ragazzi, oggi 38 gradi a Salerno, ma credo che anche da voi abbia fatto altrettanto, quindi diciamo che ha fatto più danni. Ecco qua, ho eliminato la marcella falsa, ce l'ho fatta beccarla giusta. Sa che cosa fa? Ora si è imparato, metti il messaggio e poi la cancella, quindi l'ho beccata a vola ora. Quindi ragazzi ritorniamo a noi, 38 gradi qua a Salerno, calore a tutta forza. Poco fa ho fatto un video che un asteroide stava passando sopra di noi. Ce lo dicono sempre giusto in che passava dopo le 17 ore italiana questo asteroide grande di quasi 260 metri passava sopra la Terra. Quindi diciamo che ci nascondono sempre tutto, ma sempre, e lo sappiamo sempre all'ultimo momento. Però secondo me non sarà accaduto in nessuna parte, o almeno lo spero. Ragazzi vi saluto e entro dentro perché qua davvero si muore da caldo. Il vento qua è zero proprio. L'altro ieri buttava aria calda, ma nemmeno quella. Quindi, ma a parte i ventilatori che girano in casa, ma fa cavolo proprio.
Ragazzi, buon proseguimento di serata e buona sudata a tutti, ragazzi. Ci sentiamo più tardi sul canale, raga. Sì, sì, vabbè, questo è patanato account. Comunque Marcello l'ho bloccata, quella è la falsa. Ah, eccola qua, l'ho bloccata, aspetta. Ecco qua. Ho bloccato pure l'avvocatella falsa, Marcello, mo. Capi che fa adesso? Fa l'account e poi scompare. Quindi mo ho bloccato pure l'avvocatella Kurch, quella lì falsa. Pensa mo, questa la studio la notte per il giorno, cosa pazzesco però. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo beccate tutte e due. Ciao ragazzi, ci sentiamo più tardi.